Enego al paese dei veleni, il cronista Adriano Cappellari dopo l'attentato è convinto, la mafia non c'entra. Il sindaco Frison fa appello alle forze dell'ordine, questo squilibrato va individuato. Pedemontana, al via il processo per il presunto inquinamento da PFAS, per 12 persone chiesto il giudizio. Guasto all'ospedale San Bassiano il fine settimana, nessun disagio per i pazienti. A 9 dopo l'azzeramento della sezione, il segretario provinciale della Lega Frison fa professione d'ottimismo. Arriva un finanziamento da 1,2 milioni per mettere in sicurezza le medie di 9. Spari in strada e inseguimento in auto a folle velocità a Vigo d'Arzere, esplose anche colpi di pistole. 2 balordi devastano il chiosco sullo Stiglia, sono stati anche ripresi. Buonasera e ben ritrovati dal TG Bassano. Ripartiamo dai fatti di Enego, dall'attentato al cronista Adriano Cappellari. Questa mattina con Vanessa Banzato siamo andati a intervistarlo e ad raccogliere le ultime sue impressioni. La pista dei veleni in paese sta soppiantando l'ipotesi della matrice mafiosa dietro l'attentato incendiario alla casa di Adriano Cappellari, giornalista di Enego, avvenuta sabato sera. Quest'ultima era stata la prima traccia seguita, visto il legame che il giovane cronista ha con Don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra che tra l'altro giovedì sera sarà a Bassano. E letta la lettera minatoria arrivata contestualmente all'esplosione delle bombole di gas davanti al cancello, in cui venivano nominati, oltre a Cappellari, anche la premier Meloni e appunto Don Maurizio. Tra l'altro Cappellari era già stato raggiunto da altre lettere minatorie apparentemente legate al suo lavoro per il quotidiano online altopianese. Io ho escluso già da novembre, da quando sono arrivate le prime minacce, che fosse qualcosa legato alla mafia, perché io non ho mai trattato argomenti mafiosi, salvo fare un articolo di solidarietà a Don Maurizio, ma non è che lì avevo parlato di mafia nel senso di scoprire qualcosa di segreto. La minaccia fa proprio riferimento che io devo smettere di scrivere per un giornale in particolare, il giornale altopiano, che gira solo in 7 comuni, quindi è qualcosa di per forza interno che non riesco a collegare assolutamente. C'è da aver paura? Sabato quando sono sceso sì, la paura c'era. Adesso comunque bisogna reagire a queste cose, perché se io di sicuro non mi fermo, vado avanti a scrivere, ho già ripreso assolutamente i miei articoli, quindi si va avanti assolutamente. C'è questa persona comunque che ce l'ha con me e spero che venga insomma presa il prima possibile, perché comunque non c'è quella tranquillità lì che c'è nella vita normale. Così come esclude qualsiasi legame con la vicenda approdata a Report legata a manovre poco chiare che avrebbe compiuto l'ex sindaco Boscardin. Quella storia lì sì ha creato clamore, giustamente, anche perché l'argomento era di mio interesse. Però escludo io il coinvolgimento di questi amministratori, anche perché conosco, e escludo che loro abbiano fatto questa cosa. Enego, paese di veleni e misteri, e la mente non può non correre a quel tragico 17 novembre 2005, quando nella loro abitazione vennero massacrati 2 anziani coniugi Miola, un delitto rimasto a oggi impunito. Mi faccio fatica personalmente a dire può essere una persona piuttosto di un'altra, io non mi capacito, lo stesso non si sia capacitati appunto anche la volta di Miola, quindi misteri insomma, ecco. Misteri che i carabinieri stanno cercando di risolvere, a cominciare dalla visione delle immagini delle telecamere della videosorveglianza che riprende l'inquietante soggetto che sabato sera si è avvicinato alla casa di Cappellari e ha appiccato il fuoco. A Enego abbiamo intervistato anche il sindaco Frison e abbiamo ascoltato anche il parere di alcuni cittadini. Se si parla di veleni interni alla nostra comunità, sicuramente sono da parte di una minoranza della comunità stessa, questo ci tengo a dirlo. È sicuramente una persona squilibrata, una persona che arriva a fare questi gesti. Una persona squilibrata che gira per il paese e che sta preoccupando anche il sindaco di Enego, Marco Frison, dopo l'attentato incendiario alla casa del giornalista Adriano Cappellari. Fa paura perché questa persona risultava essere anche armata e passeggiava per le strade del nostro paese, purtroppo alle 11:30 di sera di un sabato sera di giugno. Però tutto sta al centro della comunità. Se noi vediamo delle persone sospette fare movimenti sospetti, se abbiamo sentito una persona che non ha coraggio di parlare con le autorità ma ha visto qualcosa, ha sentito qualcosa, invogliamola, invitiamola a parlare con i carabinieri, perché trovarla è una priorità per tutto il paese. Lei è preoccupato?
In parte sono preoccupato per altri gesti contro Adriano che potrebbero essere pericolosi per lui, ma per la sua famiglia e per tutta la nostra comunità e i vicini, ma anche a sapere solo che ci potrebbe essere una persona che è pronta a fare questi gesti. E anche a Enego è forte la convinzione che l'autore sia una persona del paese. Ce lo confermano alcuni residenti che però ci hanno parlato fuori dalla telecamera. Chi abbiamo sentito fatica a capire il perché di questo astio nei confronti del giovane cronista. Non lo so, sinceramente mi sembra assurda una cosa di questo tipo qui, ecco. Se si arriva a questi livelli qui effettivamente siamo bassi. Sono molto dispiaciuto perché credo che come immagine e anche come ferita al ragazzo sia una cosa grave, però sinceramente non ho neanche un'idea che possa succedere una cosa del genere. Sicuramente qualcosa c'è, sicuramente dà fastidio, ecco, sicuramente. E quella di Enego è una comunità segnata da tensioni che durano da anni. Vanessa Banzato prima faceva riferimento all'omicidio dei coniugi Miola. Era l'autunno del 2005. Enego torna sui TG e sulle pagine dei giornali nazionali. Lo fa con un attentato incendiario contro la casa del giovane cronista Adriano Cappellari. Un episodio che ha suscitato sdegno e solidarietà trasversali. Tra i primi a manifestare vicinanza ci sono stati la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Don Maurizio Patriciello, il sacerdote simbolo della lotta alla criminalità camorristica e ai veleni della Terra dei Fuochi, che Cappellari aveva pubblicamente sostenuto. Ma questa vicenda si inserisce in una storia più lunga e tormentata. Il nome del paese richiama ancora oggi il dramma del duplice omicidio dei coniugi Domenico e Angela Miola, la sera del 17 novembre 2005, una delle pagine più dolorose della cronaca nera vicentina. Una tragedia che lasciò una ferita profonda in una comunità piccola di 1500 abitanti, dove tutti si conoscono e ogni evento segna la memoria collettiva. Negli anni poi si sono susseguite polemiche politiche, esposti, lettere anonime, accuse e contrapposizioni che hanno alimentato un clima spesso pesante. Nessuno può stabilire collegamenti che oggi non esistono. Resta una domanda che inquieta. Perché un luogo straordinario per storia, paesaggio e tradizioni continua periodicamente a essere attraversato da vicende che parlano di gravi fatti di cronaca nera, di divisioni, rancori e conflitti? Enego merita di tornare a fare notizia per la sua bellezza e non per le sue ferite che restano aperte e che meritano risposte ferme da parte dello Stato nelle sue varie articolazioni, perché la libertà di informazione non può mai essere intimidita dal fuoco e dalla paura. Cambiamo pagina adesso e andiamo alla Pedemontana e al disastro dei PFAS. Il Tribunale di Vicenza ha fissato l'udienza preliminare nei confronti di 12 imputati. È l'inizio della fase processuale. La vicenda sul presunto inquinamento ambientale e l'omessa bonifica legata a una porzione di Pedemontana Veneta entra nella fase decisiva, quella processuale. Il Tribunale di Vicenza, su richiesta della Procura, ha avviato la fase penale ed ha fissato l'udienza preliminare per i 12 indagati coinvolti nell'indagine sui PFAS nei cantieri della superstrada Pedemontana Veneta tra l'Ovest, l'Alto Vicentino e il Bassanese. Si tratta di amministratori del calibro di Matterino, Domenico e Claudio Dogliani, dirigenti, tecnici e responsabili di cantiere del consorzio SIS e della società concessionaria SPV, chiamati a rispondere a vario titolo delle accuse di inquinamento ambientale e omessa bonifica. Al centro dell'inchiesta ci sono le gallerie di Malo e di Sant'Urbano, nei territori di Castelgomberto, Malo, Montecchio Maggiore. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, durante la realizzazione delle opere sarebbe stato utilizzato un additivo per le migliaia di tonnellate di calcestruzzo contenente acido perfluorobutanoico, il PFBA, sostanza appartenente alla famiglia dei PFAS. La Procura sostiene che non sarebbero state rispettate alcune prescrizioni tecniche previste dal capitolato dell'opera e che da questa condotta sarebbe derivata una contaminazione significativa delle acque superficiali e sotterranee
italiane rilevata da ARPAF attraverso numerosi campionamenti effettuati tra il 2021 e il 2024. Ai 12 imputati è contestato anche di non aver provveduto alla bonifica e al ripristino dei luoghi nonostante la conoscenza dell'inquinamento. Sarà il giudice a decidere se le prove raccolte dalla procura sono sufficienti per disporre il rinvio a giudizio oppure se le posizioni degli indagati dovranno essere rivalutate. Il caso Pedemontana PFAS è dunque arrivato al bivio decisivo. Un guasto elettrico ha creato apprensioni all'ospedale San Bassiano nei giorni scorsi. Con Mirko Cavallin siamo andati a sentire la responsabile amministrativa. Nessuna ripercussione sull'assistenza sanitaria. I sistemi di emergenza funzionano e anche in presenza di un problema tecnico durato quasi 3 giorni, nessuna ripercussione ha colpito i pazienti dell'ospedale San Bassiano. C'è stato un guasto a una delle 2 linee elettriche di alimentazione, quindi non c'è stato un blackout in realtà, l'attività è continuata regolarmente e non c'è stata alcuna ripercussione sull'assistenza sanitaria, anche grazie all'attivazione di un generatore di riserva che è previsto in tutti gli ospedali. Chi ha frequentato il nosocomio tra venerdì pomeriggio e lunedì mattina quasi nemmeno si è accorto di un guasto elettrico che ha avuto effetti temporanei solo su alcuni ascensori e su alcuni allarmi scattati a vuoto. L'ufficio tecnico si è attivato insieme all'Enel per il ripristino della unica linea che si era guastata e infatti la direzione è stata informata nelle 24 ore continuamente della situazione dell'andamento. Un luogo come l'ospedale è tra i più tutelati per l'erogazione continua di tutta l'energia elettrica necessaria. Sono molto chiare, gli ospedali devono essere dotati di generatori di riserva e comunque diciamo che ci sono più linee di alimentazione come in questo caso che evitano proprio che possano accadere dei problemi di interruzione dell'assistenza. Dopo la recente spaccatura all'interno della Lega a 9, che con l'elezione del sindaco Luca Rebellato, questa mattina il segretario provinciale appunto della Lega, Denis Frison, è tornato a 9 ed ha incontrato i giornalisti per spiegare la sua posizione. Le urne si sono chiuse da pochi giorni a 9, dove il sindaco Luca Rebellato si è riconfermato con l'appoggio dell'intero centrodestra. Nei prossimi giorni scioglierà le riserve sulla giunta, di cui avrebbe già i nomi ma non ancora le deleghe. Intanto, proprio dal paese della ceramica si comincia a guardare alle elezioni politiche del prossimo anno. Il segretario provinciale della Liga Veneta, Denis Frison, non teme l'effetto Vannacci sul suo elettorato. Non dobbiamo aver paura di nessuno. Poi, come sapete, noi abbiamo grandi leader e quando sarà il momento, quando è il momento, i nostri leader ci sono sempre. È un effetto Zaia, magari? Guarda caso, noi non volevo dire niente, ma io penso, ovviamente non spetta a me dire questa cosa, non sono io a prendere le decisioni, sarà il segretario federale, la segreteria federale, però penso che Zaia ci potrà aiutare anche alle politiche. Zaia dunque sarebbe il nome forte per il voto nazionale del 2027 per recuperare consensi anche fuori dal Carroccio e anche lontano dal Veneto. Intanto i cocci di 9 si sono ricomposti, o meglio si è ripartiti da capo, dopo che la sezione locale della Lega si è svuotata per le dimissioni della quindicina di iscritti che avevano deciso a febbraio di sfiduciare il sindaco e di fare poi corsa solitaria al voto. A 9 ripartiamo con 2 consiglieri comunali, spero a breve con un assessore, ripartiamo con 27 tesserati nuovi. Chiederò al mio direttivo provinciale di fare io il commissario a 9 in maniera che fra 6 mesi potremo avere ricostituita in maniera completa la sezione di 9. Frison ha ricostruito con fitti appunti vergati a mano quel che è accaduto a 9, dalle dimissioni dell'assessore Carlesso un anno fa alla richiesta di sostituzione del dirigente comunale dell'area tecnica fino alle febbrili trattative seguite al commissariamento di febbraio. Ma i militanti leghisti, candidandosi contro il loro stesso simbolo, si sono di fatto autoesclusi. Sapevano benissimo a cosa andavano incontro. Come sapete, all'inizio il sindaco Rebellato non aveva il simbolo della Lega, abbiamo dovuto fare anche questo perché pensavamo che avrebbero cambiato idea e non avrebbero presentato una lista loro.
Periodicamente torniamo a parlare di lupi e orsi. A questo proposito vi sottoponiamo l'interrogativo: che cosa fare appunto per affrontare la questione dei lupi e degli orsi? Potete farlo mandandoci i vostri messaggi al numero in sovraimpressione o all'indirizzo. Alla fine del TG manderemo in onda i vostri messaggi. Torniamo a 9, sempre con Mirko Cavallin, ma ci occupiamo di edilizia scolastica. Il totale è 1.200.000 euro, somma che coprirà al 100% i lavori di efficientamento energetico alla scuola media Antoni Bondi 9, edificio risalente a una trentina di anni fa. Il finanziamento arriva da 2 bandi del GSE, gestore servizi energetici, che aveva già assegnato all'amministrazione 70.000 euro per cambiare l'illuminazione e appena pochi giorni fa un altro 1.131.000 euro per isolamento, serramenti e schermature. Un risultato importante che abbiamo portato a casa per 9, totalmente a fondo perduto, che serviranno per fare appunto il cappotto, i serramenti, l'impiantistica in linea con quelle che sono oggi le direttive necessarie per un miglioramento, un efficientamento energetico. La scuola, pur dotata di pannelli fotovoltaici, consuma oggi quasi 100.000 euro all'anno di gas e corrente elettrica. I lavori dovranno partire entro dicembre 2027, la conclusione è prevista in 12 mesi. Dobbiamo però tenere in considerazione che, essendo un edificio scolastico, ha delle esigenze appunto legate all'insegnamento, quindi dovremo concentrare la gran parte delle attività interne nel periodo estivo, mantenendo comunque attivi nel periodo invernale, perché comunque possiamo lavorare anche all'esterno senza particolari disagi per gli alunni e gli insegnanti. E a sostegno della candidatura di Bassano quale capitale della cultura italiana del 2029, il Comune selezionerà 10 giovani che implementino il progetto. Avere un legame col territorio di Bassano o anche della Pedemontana Veneta, essere di età tra i 18 e i 27 anni, saper proporre idee per il futuro culturale della città e del suo comprensorio. Sono le caratteristiche per diventare parte del TAG, Tavolo Agenda Giovani, organismo consultivo e propositivo dedicato alle nuove generazioni, che nasce nell'ambito della candidatura di Bassano a Capitale Italiana della Cultura 2029. L'avviso pubblico è stato presentato dal sindaco Nicola Finco e dalla dirigente dell'area terza Barbara Guidi. Il TAG avrà il compito di formulare proposte e contributi per il dossier di candidatura e sviluppare idee e progettualità culturali rivolte alla città e al territorio. I componenti si confronteranno con professionisti, progettisti, istituzioni culturali e riceveranno alcune agevolazioni in ambito culturale. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per mezzogiorno di venerdì 19 giugno. Vediamo adesso altre notizie dal territorio. Era finito nel Bacchiglione a Ponte San Nicolò aggrappandosi alla vegetazione dell'argine. Un motociclista 53enne di Bassano è stato recuperato dai vigili del fuoco e dai sommozzatori. Una 79enne a piedi è stata investita a Marostica. La donna, residente a Bassano, è stata toccata da un'auto guidata da un 48enne di Camisano ed è caduta a terra. È stata portata al San Bassiano. Flash mob dopodomani a Schiavone in piazza Risorgimento contro lo sfruttamento del lavoro dedicato al 56enne indiano, irregolare per un'azienda agricola del posto, scaricato sanguinante vicino al San Bassiano. Incidente stradale in via De Gasperi a Romano De Zelino, coinvolte 2 auto, una è finita sulla pista ciclabile, il conducente trentenne è rimasto ferito a un braccio. Venerdì alle 17:30 all'interno del Festival Europeo del Cicloturismo BAM a Piazzola sul Brenta, importante incontro per fare il punto sul futuro e lo sviluppo della ciclovia del Brenta. Scadono il 30 giugno le domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado a Colceresa. La procedura è solo online. La Biblioteca Comunale di Pozzoleone lancia la sfida Libresca 2026 aperta a tutti i lettori. Entro il 30 settembre bisogna leggere almeno 7 libri in altrettante categorie.
Sono aperte fino a domenica 7 giugno le iscrizioni a Rosa Act, iniziativa per i ragazzi dai 14 ai 17 anni. I moduli sono disponibili sul sito del Comune di Rosà. L'Avis di Riese Pio X aspetta tutti i donatori di sangue e plasma. Oltre a compiere un gesto di solidarietà, prevista un'estrazione a premi, potranno vincere un kit estate. Si conclude domani a Bassano, con iniziative in biblioteca civica e al centro giovanile, l'attività annuale del Comitato di Educazione alla Lettura, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado. Alta tensione tra Ponte Vigo d'Arzere e Vigo d'Arzere a causa di un folle inseguimento tra auto. Ci sono stati anche degli spari, le indagini per risalire ai protagonisti naturalmente negativi. Spari e auto che sfrecciano a folle velocità, attimi di paura nel pomeriggio del 2 giugno lungo Via Verdi a Vigo d'Arzere. Nella strada residenziale verso l'Argine del Muson sono in molti ad udire il rumore della presunta sparatoria e a dare l'allarme ai carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari delle stazioni di Vigo d'Arzere, Cadonega e Noventa Padovana che hanno fermato una BMW grigia. All'interno 3 cittadini stranieri che hanno raccontato di essere stati inseguiti da un'altra auto con all'interno delle persone che li hanno minacciati e aggrediti con una pistola a salve. L'inseguimento sarebbe iniziato in zona Meianiga. L'auto usata dagli aggressori, una BMW blu, è stata abbandonata vicino al Muson mentre le persone a bordo si sono date alla fuga a piedi. I 3 stranieri aggrediti non hanno saputo spiegare i motivi della violenza subita. I carabinieri stanno indagando. Il sindaco di Vigo d'Arzere, Adolfo Zordan, auspica che i responsabili vengano presto individuati. In Via Verdi che ci sono state delle operazioni congiunte fra le varie forze dell'ordine. Trovo anche l'occasione per ringraziare tutte le forze dell'ordine che hanno partecipato e dico una cosa, sono partiti da Padova, l'inseguimento è partito da Padova, ci sono delle indagini in corso e il mio augurio è che è il prima possibile, ma non solo per il paese di Vigo d'Arzere, perché anche uno poteva imboccare Cadone con un'altra via e in questo caso vada risolto e chi delinque come è giusto che sia nel posto dove si merita. A Vigo d'Arzere presto dovrebbero partire i controlli di vicinato e il Comune ha finanziato un potenziamento delle telecamere di videosorveglianza. Il 19 abbiamo anche un incontro con tutta la popolazione per instaurare questo famoso controllo del vicinato che spero il più presto possibile parta, d'accordo con il prefetto perché ho fatto una convenzione. Sto implementando la videosorveglianza perché con l'ultima variazione l'abbiamo implementata, abbiamo messo dei finanziamenti. Il servizio era di Valentina Visentina, adesso ci trasferiamo a Santa Giustina in Colli per un vandalismo notturno da parte di 2 balordi. I carabinieri di Santa Giustina in Colle sono sulle tracce dei 2 giovani vandali che lunedì notte hanno danneggiato il chiosco all'interno del Parco dello Stiglia in via San Giorgio. I 2 sono stati ripresi mentre con un martello rompono il vetro e poi devastano la struttura gestita da un operatore che ha vinto la gara di affidamento indetta dalla provincia di Padova. Con il martello hanno distrutto il registratore rubando fondocassa e fatto ingenti danni all'intera struttura. Disperato il proprietario che ha dovuto tenere chiusa la struttura per l'intera giornata. Duro il messaggio del sindaco Moreno Giacomazzi rivolto ai 2 giovani vandali: chi colpisce e chi lavora colpisce un'intera comunità. Non minimizzeremo quanto accaduto e non accetteremo giustificazioni, ha scritto il sindaco, auspicando che il gesto vile non rimanga impunito. Sentiamo adesso il messaggio del vescovo di Treviso Trevisi, il vescovo di Trieste Trevisi, a proposito della tredicina in vista di Sant'Antonio. Noi diamo tutto per scontato e invece il Signore ci dà grazia perché noi diventiamo dispensatori di grazia. Ecco, impariamo allora anche da questo episodio di Sant'Antonio e di quella mamma e di quel bimbo graziato che i doni di Dio sono per essere trafficati, non per essere gelosamente tenuti per noi. La vulnerabilità e il limite comportano le povertà più svariate, ma con la grazia di Dio diventano la possibilità di aprirci ad una fraternità, ad una condivisione, a un prenderci cura gli uni degli altri.
Ospiti del talk show Focus questa sera: Anna Maria Bigon e Leopoldo Bottero, Maurizio Conte, Gianluca Forcolin e Gioe Formaggio, Giacomo Nilandi, Leonardo Padrin, Giulia Princivalli e Michele Toaldo. Vi ringraziamo di aver assistito al nostro telegiornale. Prima di lasciarvi alle previsioni del tempo, ci sono adesso i vostri SMS.